Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Sono ancora negli studi di Matto Scacco e giocherò qualche partita commentando. Ma come vedete, dietro di me c'è uno strumento molto elegante e dunque chiamo il maestro. Maestro? Eccoci, grazie a tutti per gli applausi che metteremo in post-produzione. E quindi Cristian, tu sei un maestro di pianoforte. Maestro di scacchi e maestro di... Di pianoforte hai anche un canale YouTube? Sì, sì. Oh. E niente, oggi cosa facciamo? E quindi potremmo fare questo esperimento, propongo, io faccio delle partite e tu provi a dare l'interpretazione alle mosse, la posizione e vediamo che viene fuori. Io cercherò di commentare questa partita molto lenta, C4, cercando di conquistare il centro, cavallo C3, siamo nella variante principale della slava. E3. Inchiodatura. Ok, questa alfiere B4 mi piace per il bianco, vedo un problema per il nero in questa posizione. A3, ma attacchiamolo. E alfiere per C4, le case nere del nero purtroppo per lui sono molto deboli e quindi è il momento di conquistarle, le voglio conquistare con un alfiere in A3. Quindi gioco prima A4 per fare A5. Ma l'idea reale è giocare alfiere A3, quindi B3 per fare alfiere A3 e prendere il controllo della diagonale. Attacco sulla donna. Donna di 2, salvata. Immaginate che bello giocare con una musica che vi accompagna durante le partite. Cavallo 5 all'attacco. Adesso vogliamo fare F4. Abbiamo preso il controllo delle case nere. Pericolo, pericolo, pericolo. Direi donna C2. Abbiamo salvato la donna. Alfiere ripiega in attacco. H7 è un target. A questo punto l'alfiere lo mettiamo in C5. Momento di suspense, tensione, c'è tanta tensione, vedo un attacco su H7, un attacco su F7. Sfuggita. La donna che potrebbe andare in H7, vediamo se riesco a creare qualcosa. E vediamo un po' quale potrebbe essere un piano, forse ne ho uno. Non mi convince molto, però lo gioco. Cavallo C4, non tanto per entrare qui, ma voglio difendere E3. E voglio difendere 3 perché arriva F4. Idea F5, aprire le linee, attaccare immediatamente il nero. 3 minuti e 52 contro 3 minuti e 40. Spero che questo esperimento vi piaccia, commentate, date suggerimenti e chiedete cosa vorreste nei prossimi video. Si continua, torre C8, il momento di attaccare, quindi direi che una torre in F3 per metterla di fronte all'avversario può essere un buon piano. La tipica manovra dell'ascensore. Torre sulla terza di fronte all'avversario. Cavalli 5 voglio attaccare, ci sono due ingressi possibili, qui c'è un tema di matto. Occhio al tema di matto perché il tema di matto arriva sulle case bianche. Vediamo se riesco a crearlo. Perché ho uno scacco qui e uno scacco qui che sono tutte e due mosse molto interessanti. Ok, non c'è il tema di matto, quindi aspettiamo un po'. Aspettiamo. Sì, aspettiamo, mettiamo qualcosa di più. Sto costruendo, ti dico le mie emozioni, sto costruendo un attacco. Esatto, bisogna giocare in modo attivo per provare a vincere. Cavallo G6. Oh. Va bene, portiamo un altro pezzo in gioco, comunque verso il re avversario. Torre G6, cavallo G6 sono le mie idee. Adesso mi ha neutralizzato purtroppo per me l'idea, però torre H3 mi piace. Torre H3, preparo G4, preparo donna H4 con possibili attacchi. Lui mangia pedoni dall'altro lato, poco importa, qui si gioca per attaccare
e creare reti di matto. G4. Vieni a G5. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Sono molto ottimista per questa posizione. La donna del nero è fuori gioco, ho voluto catturare un pedone, ma non credo che sia stata una buona scelta per lui. Vediamo. Adesso sta attaccando quest'alfiere, lo portiamo indietro. Senza pensare molto, cerco di fare mosse facili, semplici, senza pensare troppo. Donna H4, torre H6 sono temi di tattica che mi vengono in mente. Ce la faremo. Lui continua a mangiare pedoni. Non è una scelta saggia. Adesso è il momento di portare i pezzi in gioco. Pedone per F5, alfiere per F5, scacco. E lì per lui sarà finita. Vediamo un po'. Sai, Super Mario? Super Mario Bros. E ok, E4 guadagni un pezzo. Però qui si gioca per il matto. Siamo qui per fare qualcosa di spettacolare. Vediamo un po' se riesco a creare qualcosa di... Aspettiamo. Re H1, voglio fare torre qui e torre per G7. A quel punto sì che creerò un tema di matto molto affascinante. E ok, lui vuole mangiare quest'alfiere. Però torre per G7 porterà a una posizione molto bella. Magari aspettiamo. Alfiere C2. Il tempo scorre. Un minuto in meno. Torre G1 era il mio piano. Adesso ho tutti i pezzi all'attacco. Forse donna E2 è la sua scelta, infatti è quella che stavo pensando anch'io. Ma dovrebbe essere... in realtà dovrebbe essere tardi, perché donna H4 minaccia già di vincere con donna per H6. Donna per H6 è la mossa vincente di questa posizione. H5 difende, o meglio, prova a difendere, perché a questo punto donna G5 dovrebbe portare al matto lo stesso. Il tempo scorre, non so se ce la faremo. E pedone per E6. Se cattura qui, donna per H5 dovrebbe farcela, dovrebbe vincere. Sì. Forse cavallo E3 potrebbe essere quella un po' più interessante, ma sono ottimista. Donna per H5 il sacrificio vincente che c'è nell'aria e permetterà al bianco di averla meglio. Anche cavallo F7, cavallo G6 tornano a essere mosse molto importanti e molto decisive. Oppure anche questa semplice alfiere F8, perché no? Ce la faremo. Siccome sarà per perdere, è il momento di... I musicisti che suonano mentre la nave affonda. Sì, quel momento in cui la torre chiede alla regina se si fida di lei. E arriva il matto, arriva un matto molto bello con sacrificio di donna. Madonna, che figa. È matto affogato col cavallo. Come interpreti il matto che daremo con cavallo G6? Ci sono. Vai. Tum. Ok, è venuta fuori una bella partita, interessante. Spaziale. Di che hai giocato meglio del solito. Allora, diciamo che scacchi e musica spesso vanno di pari passo. Comunque è molto, molto piacevole. Infatti rimpiango quando io ero piccolo e giocavo ai primi tornei che si poteva giocare anche con gli auricolari. Wow. Il vecchio Walkman con le cassette, uno metteva lì e si poteva ascoltare. Cosa che adesso non si può fare perché chiaramente in realtà è anche una mancanza di rispetto nei confronti dell'avversario. Certo.
Bene, è venuto fuori qualcosa di interessante e nuovo. Penso che su internet non troverete altri folli come noi. Spero che vi sia piaciuto. Come sempre, vi invito a seguire tutti i social di Matto Scacco. E c'è anche il suo canale YouTube. Parliamone. E No? che è dato? Che si chiama? Come me. C'ha il mio nome. Quindi cercate Christian Salerno. Ciao a Va tutti, bene. appuntamento a presto. Ciao. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!